Urla, minacce e insulti, momenti di panico quelli vissuti all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di San Giorgio in Bosco. Martedì mattina durante l'intervallo 2 nomadi si sono presentati a scuola per portare la merenda ad un loro nipotino. Quando hanno visto il piccolo strattonato da un compagno di scuola, come 2 furie hanno cominciato ad aggredire verbalmente insegnanti e bambini, tanto che le maestre hanno dovuto allertare i carabinieri che sono arrivati sul posto per allontanare i 2 rom che nel frattempo continuavano a lanciare minacce. Si tratta di un 40enne e di una 25enne nati a Schio, ma che periodicamente fanno visita dei familiari accampati da tempo in una roulotte parcheggiata nella zona industriale di San Giorgio in Bosco. Il piccolo, che frequenta le elementari, sarebbe stato preso a calci da un compagno di classe e gli zii, vedendo la scena, hanno reagito, racconta la mamma del ragazzino rom che abbiamo incontrato nel parcheggio in cui vive. Non hai neanche diritto di denunciare le persone perché, come è giusto regola, avevano ragione loro, perché quello lì era lo zio che doveva portare un panino per il bambino. Ok. Hai capito? Perché non è la prima volta che picchiava quel ragazzino, sempre il mio figlio, li picchiavano sempre, quando che va a scuola lì, quel ragazzino gli dava sempre calci. Questa è la sua versione dei fatti. Gli zii avrebbero alzato la voce per difendere il nipote aggredito, ma secondo il racconto fornito dalla scuola, i toni del diverbio sarebbero stati ben più gravi, con minacce pesanti rivolte a maestre ed alunni. I 2 rom sono stati denunciati dai carabinieri per minacce.